Siamo con Mattia Donadel del comitato Opzione Zero, è sull'occhio e sulla bocca di tutti questi rincari che sono stati previsti per quanto riguarda il pedaggio autostradale. Torna però ad aprirsi la questione riguardo al tornello di Dolo e su cosa voi volete porre l'accento? Ma noi diciamo che il problema del tonello di Vetrego e quindi dell'intasamento da traffico che c'è in quell'area va risolto, ma non va risolto scaricando i costi sui cittadini, sui residenti e sui pendolari. Questo problema è dovuto a una mancanza di CAV della regione dell'ANAS che dovevano arretrare la barriera di Villabona a Roncoduro e questo passaggio diciamo, non è mai stato fatto perché in realtà lì ci deve arrivare la Orte Mestre. Ora si vuole far passare questo problema come un fatto che i furbetti sono i pendolari, in realtà i furbetti sono quelli di CAV che aumentando le tariffe stanno cercando di recuperare il debito che hanno con ANAS, scaricando appunto ancora una volta i costi sui cittadini. Questo è veramente inaccettabile. Noi diciamo si può risolvere il problema del tornello arretrando la barriera, ma nell'immediato facendo un'operazione molto semplice, cioè uniformare la tariffa in basso, 1 euro per tutti e quindi abbiamo così una struttura che è il passante di Mestre che può servire al territorio, perché questa era in qualche modo l'obiettivo, no? Quello di sgravare il traffico del territorio con il passante. Invece con questa operazione noi abbiamo esattamente il contrario, cioè che per il costo troppo elevato delle tariffe i pendolari, i residenti useranno le strade normali, quindi un passante tutto nuovo e il territorio ancora congestionato dal traffico.